Un no deciso alla riforma degli enti locali all'esame del Consiglio regionale che di fatto finirà per cristallizzare anche giuridicamente la condizione di inferiorità politica, economica e sociale della Sardegna centrale. E questa è la posizione assunta dai sindaci del Nuorese che si sono ritrovati stasera a Nuoro per un incontro nella sala consiliare su invito del primo cittadino del capoluogo Andrea Suddu. Alla riunione hanno preso parte anche amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria. Nei prossimi giorni si procederà alla redazione di un documento unitario che conterrà anche le proposte del Nuorese alla Regione per evitare che la riforma si trasformi in un disastro che riduca l'area al di fuori della città metropolitana di Cagliari in una Sardegna di serie B. Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, oggi una riunione con i sindaci del territorio per discutere della riforma degli enti locali all'esame del Consiglio regionale. Una riforma che allo stato attuale sembra penalizzare fortemente la Sardegna centrale, destinata a rimanere un'area marginale rispetto ad altri territori dell'isola. Sì, è esattamente così. L'incontro di oggi fa seguito a quello che abbiamo fatto il 23 di ottobre alla presenza dell'assessore Cristiano Irriu e del professor Marchese all'Università di Sassari. La questione fondamentale è la seguente: il riordino degli enti locali rischia di penalizzare per sempre sostanzialmente quello che è il territorio del Nuorese e il territorio della Sardegna centrale. Noi ci vogliamo ribellare a un tipo di riordino degli enti locali che non sia confacente rispetto a una possibilità di erogare servizi ai cittadini di pari livello in tutte le parti della Sardegna, e quindi oggi è una riunione tra sindaci per fare un po' il punto della situazione e poi prendere posizione. Quali potrebbero essere le prossime mosse, visto che ormai la legge è all'esame del Consiglio? Le prossime mosse saranno quelle di elaborare un documento sulla base della volontà dei sindaci del territorio della Sardegna centrale, aprendoci ai rapporti naturalmente con i sindaci del resto della Sardegna, sempre i rapporti volti a elaborare poi un documento unitario che presenteremo al Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.